Buonasera e ben trovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il telegiornale con un nuovo grave incidente sul lavoro che ha colpito oggi l'Alto Milanese. Poco prima delle 14, nella zona delle cave di Via dei Paoli, tra Cerro Maggiore e Nerviano, un operaio addetto al montaggio di una gru, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colpito da un pilone metallico precipitato da circa 9 metri. L'uomo è stato subito soccorso e portato all'ospedale di Legnano. Non sarebbe in pericolo di vita, ma la prognosi è riservata. Sul posto i carabinieri, la polizia locale di Nerviano e ATS Città Metropolitana. Andiamo ora a Gallarate. Oggi la città ha salutato Luciana Trecciazzaro, la titolare della gioielleria del centro, morta nell'incendio divampato nella sua abitazione in via Arno. Tantissime le persone presenti al funerale. Vediamo il servizio di Elisa Ranzetta con le immagini dell'agenzia Blitz. Ha lasciato la chiesa sulle note di Contè partirò di Bocelli, lunedì pomeriggio a Gallarate, la salma di Luciana Zaro, la donna che ha perso la vita nell'incendio divampato all'interno della sua abitazione in via Arno. Tantissime le persone che hanno voluto partecipare ai funerali celebrati nella chiesa di Santi Nazario e Celso, troppo piccola però per contenere tutti, molti hanno dovuto sostare all'esterno e seguire la cerimonia attraverso gli altoparlanti. Numerosi coloro che hanno voluto partecipare al dolore collettivo indossando qualcosa di rosa, il colore preferito di Luciana Zaro, chi un foulard, chi la borsa, chi le scarpe. La partecipazione è stata corale. Treccia perché intrecciava i capelli e perché intrecciava relazioni, spiegavano il soprannome di Luciana Zaro all'uscita alcuni partecipanti alla cerimonia. E numerose al termine della cerimonia sono state le testimonianze di affetto e di stima nei confronti della donna, presente anche Silvio Raffo. Ho avuto la fortuna di averla come allieva, ha detto. Luciana era extra ordinem. Nell'omelia il parroco di Arnate, Don Mauro Taverna, ha ricordato il profondo legame che univa Luciana Zaro al Centro Culturale delle Arti e a Don Alberto dell'Orto, che a lungo è stato animatore dello stesso Centro Culturale di via Don Minzoni. Oggi, abbracciandola, Don Alberto dirà: ora siamo insieme per sempre, ha ricordato il sacerdote durante l'omelia. Salvato dal defibrillatore. Durante la messa nella parrocchia legnanese dei Santi Martiri, domenica mattina, un fedele è stato colpito da un malore. I presenti, una volta che l'uomo si è accasciato a terra, non hanno avuto tentennamenti. Subito hanno prelevato il defibrillatore che era stato installato sul sagrato di via Venegoni circa 5 anni fa, donato alla città dall'Associazione dei Commercianti dell'Oltrestazione in collaborazione con 60.000 vite da salvare Alto Milanese. L'associazione è da tempo impegnata nella diffusione di questi strumenti salvavita. La vittima, dopo 2 scariche elettriche, ha fortunatamente ripreso conoscenza e poi è stata portata all'ospedale di Legnano per accertamenti. Andiamo a Varese, una sanità sempre più vicina al cittadino, in particolar modo a quello fragile. Un obiettivo al centro di un protocollo d'intesa siglato questa mattina a Palazzo Estense che vede protagoniste 2 tra le realtà più diffuse e frequentate, farmacie e parrocchie della città. Obiettivo dell'iniziativa: dare vita a momenti di educazione e informazione sanitaria, soprattutto sulle patologie degli anziani. Sentiamo il presidente di Federfarma, Luigi Zocchi. Le immagini sono dell'agenzia Blitz. Il ruolo delle farmacie è cambiato tanto, è cresciuto con la pandemia e non solo, e anche questo rapporto con la città che si consolida. Certamente noi siamo sempre stati molto vicini alla popolazione, siamo sempre stati il primo posto dove la gente poteva andare a cercare un consiglio, e quindi lo ribadiamo ancora di più. Durante la pandemia siamo stati riconosciuti da tutti come l'organismo sanitario più accessibile, più operativo, abbiamo fatto tantissime cose molto importanti che finalmente ci vengono riconosciute. Con questa iniziativa che ha proposto il dottor Bonoldi con la collaborazione delle parrocchie apriamo un altro fronte per portare ancora di più le farmacie vicine alla gente, e anche coinvolgendo la scienza, l'università, cercare di dare risposte più qualificate possibili, soprattutto agli anziani, che sono quelli che hanno veramente problemi di patologie importanti. E chiudiamo con gli spettacoli. Legnano pazza per il Litfiba, in 7.000 al Rugby Sound domenica sera per il concerto della band fiorentina. Vediamo il servizio del collega Luca Nazzari con le immagini di Walter Todaro di Publifoto.
Prosegue sull'isola del Castello di Legnano il Rugby Sound. Lunedì sera ad andare in scena sono stati i Litfiba nell'ambito della loro tournée di addio denominata L'ultimo girone. Con lo spazio riempito alla massima capienza da quasi 7.000 spettatori, Piero Pelù e Ghigo Renzulli, accompagnati da Luca Martelli alla batteria, Fabrizio Simoncione alle tastiere e Dado Neri al basso, non hanno certo deluso le attese, suonando per quasi 2 ore e ripercorrendo l'intera carriera del gruppo. Proposta in particolare una selezione dei brani più significativi dal 1980 ad oggi, che sono stati riarrangiati per l'occasione in chiave decisamente rock. Uno spettacolo che non ha deluso e che ha rimesso al centro dell'attenzione anche temi cari da sempre ai Litfiba, come l'impegno per i diritti civili, la lotta alle mafie e la condanna di ogni guerra. La festa del Rugby Sound continuerà per tutta la settimana fino a domenica. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di prealpina.it torna domani alle 13. Buona serata.